Apriamo ora la pagina della cultura con Napoli on board, perché oggi si è tenuta la cerimonia conclusiva della prima edizione del Talent all'Isis Elena di Savoia Diaz, un progetto dedicato alle scuole per portare la conoscenza della canzone classica napoletana tra i banchi, ideato e promosso da Francesco Spinosa insieme al maestro Carlo Morelli, e si inserisce poi nel percorso della crociera della musica, arte e cultura napoletana. Nel corso della manifestazione sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a studenti e docenti. Non è stata una semplice gara musicale, bensì un percorso di conoscenza, un talent che ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi agli autori, alle storie, ai testi, ma soprattutto alle radici del loro territorio, di una musica che spesso magari ascoltano senza conoscerla in maniera appropriata. Tutto ciò, quest'idea, questo progetto è poi nato prima del percorso per far riconoscere la musica partenopea come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Quando abbiamo immaginato Napoli on board, ha dichiarato Francesco Spinosa, volevamo riportare la canzone classica napoletana nelle scuole.